Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi al canale del Marietto Veneziano. Bene, oggi vi voglio parlare come avete visto nella mascherina, che lo show deve andare avanti. Perché questo tema, perché questo titolo, perché questo detto? Perché, come vi ho già raccontato in un'altra pillola, micropillola, quando avevo 7 anni praticamente una moto mi ha tirato sotto, una moto dei vigili, e praticamente sono andato dall'altra parte del velo. Quando sono arrivato su mi hanno spiegato come stavo andando giù in quel paese dove abitavo, dove c'era questa fabbrica di sogni, e quando io sono tornato giù, chiaramente sono diventato in poche ore un po' il fenomeno del paese, no? E quindi le persone più importanti di quel paese lì, cioè il sindaco e il prete, sono venuti a parlare con me. E cosa è successo? Io gli ho spiegato benissimo cosa avevo visto di sopra e che loro dovevano chiudere assolutamente la fabbrica dei sogni, perché se no nel futuro prossimo, ma per loro sarebbe stato 20-30 anni massimo, sarebbero andati nel basso astrale. Io ho detto che io il Gesù bambino nessuno l'avevo visto e quindi praticamente bisognava divulgare questa notizia, cioè nel senso che il Gesù bambino non c'è come ce l'hanno insegnato noi, c'è il Cristo ma non il Gesù bambino. Morale della favola, cosa è successo? Io avevo già visto tutto anche questo, ma non credevo che questi due personaggi, il sindaco e il prete, fossero così miopi, sebbene avessi visto che loro non ci avrebbero creduto, o meglio, avrebbero fatto di tutto per impedire questo show che doveva andare avanti. Ebbene, regolarmente per una settimana mi hanno fatto andare giù, portato la mia mamma a sentire cosa volevo dire, e per una settimana mi hanno praticamente picchiato duramente, finché dopo una settimana io ho ceduto e ho detto non dirò mai più queste cose qui che ho visto. Chiaramente poi cosa è successo? È successo che lo show è andato avanti, adesso la casa dei sogni, la fabbrica dei sogni è stata chiusa, e loro due sono nel basso astrale. Io questi signori li ho rivisti dopo che sono morti, ho visto soprattutto il sindaco l'ho visto 2 anni dopo che era morto più o meno, e anche dopo 8 anni che era morto, e adesso è nel basso astrale e non sta bene per niente. Anzi, i suoi stessi sodali, i suoi stessi discepoli sono in questo posto tremendo che lo stanno praticamente bastonando, cioè in altre parole si bastonano fra di loro, perché non riescono più a riconoscersi e perché dall'altra parte del velo ci sono altre regole che qua non ci sono. Quindi cari miei, attenzione, perché quando dite che lo show deve andare avanti a priori, cioè nel senso che non ci deve essere nessuno che deve fermare la vostra voglia di materialità, bisogna sempre stare attenti, perché alla fine c'è sempre da pagare un prezzo. Quei due personaggi adesso sono in un posto terribile, chiaramente nella vita hanno fatto anche cose terribili e molto materiali. Quindi cari amici, orientiamoci sempre verso qualcosa di spirituale, di magico, e lasciamo stare possibilmente la materialità. Spiegherò in altre pillole anche chi in un certo senso riesce a influenzare la nostra materialità e il nostro volere senza che noi ce ne accorgiamo, e spiegherò anche come magari attivare dei sistemi di protezione per fare in modo che la materialità si stacchi da noi e cerchiamo di non scendere nel basso astrale. Anche perché c'è stato un grandissimo maestro siciliano, Paladino, che in un video parla chiaro che molte persone, finita questa vita, finito questo show, lasceranno questo piano materiale e andranno nel basso astrale e guidati da maghi neri. Quindi grazie cari amici di avermi seguito anche oggi in questa pillola. Vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale di Hildegarda e di Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei social e andare, se volete, a scaricare gratuitamente gli ebook del vostro Marietto Veneziano nel capitano.altevista.org. Grazie e alla prossima. Ciao.